Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Buonasera e ben ritrovati amiche e amici di 131, nuovo giovedì, no, stavo per essere tratto in inganno, invece no, nuovo giovedì, visto che la Torre si anticipa al venerdì in questo turno di campionato e quindi nuovo appuntamento con Aperitorres, la nostra rubrica di un quarto d'ora, 20 minuti, dedicata ogni vigilia dei rossoblù appunto alla squadra di Michele Pazienza. Come sempre, come ogni aperitivo, c'è qui con me quel Jigglypuff rosa di Andrea Olmeo. Ciao Andre. Ciao Bulbasaur del mio cuore. Sei troppo carino. Io ormai mi sono affezionato, possiamo dirlo, possiamo fare questa confessione. Anche in un orario di aperitivo uno si confida con gli amici. Io mi sono affezionato ad Andrea Olmeo, c'è questo legame che ormai ci porterà avanti fino al termine della stagione. Caro il mio Andre, simpatia per questo Aperitorres, perché un minimo di speranza in più, quel pareggio per 0-0 tra tante sbagliate, però comunque con un pizzico, forse anche pizzico grosso, di prestazioni in più rispetto al passato, ci lascia presagire in vista della gara di domani. Giusto, non giusto? Cosa ne pensi? Sì, beh, sicuramente c'è più fiducia rispetto, soprattutto guardando al secondo tempo che ha fatto la Torres in questo senso qua, quindi c'è più speranza anche da questo punto di vista di vedere anche una partita, una Torres diversa in casa, ma anche in questo senso mi vorrei un attimino anche ricollegare a te per capire, tu c'eri stamattina da Pazienza, che clima si respirava, come l'hai visto, ecco, il mister, perché io dallo spezzone che ho visto, l'ho visto come sempre molto tranquillo, calmo e pacato, però dimmi tu che impressione ti ha fatto dal vivo. Ma sai, ha alzato un minimo secondo me anche la giusta convinzione in questa conferenza stampa. Mi spiego peggio, cioè ha difeso molto il suo lavoro, forte magari del risultato, ma soprattutto della prestazione contro la Vispesa, perché poi il risultato giusto sarebbe stata la vittoria, anche quella più attesa, no? Manca dalla prima giornata di campionato in casa rossoblù. L'ho visto più convinto che la strada, la ripeto sempre, che la strada tracciata fosse quella giusta, anche quando le vittorie erano miraggi, arrivavano solo sconfitte. Però oggi l'ho visto più convinto dei suoi mezzi. Chiaro che poi domani, perché il mister è molto bravo, no? A ricordarci sempre che nel calcio, purtroppo, lui lo ripete sempre, conta il risultato, che è come può dire che io purtroppo la mattina debba alzarmi per andare a lavorare e purtroppo non mi arriva lo stipendio a fine mese da solo, e poi il giochino della retorica, anche io vorrei fare
3 ore invece che 6, però purtroppo ho firmato per 6 ore e pazienza, ha firmato per sicuramente non far stare la Torres al 17° posto. Quindi domani è un po' una prova al 9 per capire se la fiducia un po' che ha trasmesso anche secondo me in se stesso, nei suoi giocatori, nelle parole di questa mattina al Vanisanna possano portare finalmente la Torres a una vittoria. Davanti c'è un avversario che a livello di testa, di spensieratezza è agli antipodi di questa Torres, perché è tranquillo, l'anno scorso ha vinto il campionato, è in piena zona playoff, giocherà e verrà a Sassari con la testa molto 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 libera e quindi è sicuramente una partita da non prendere sotto gamba. Detto che la Torres in questo momento non si può permettere di prendere sotto gamba nessuna sfida e credo che non sarà questo il problema di domani sera, però sono curioso di vedere, sai, è impossibile sentirsi appagati dopo un pareggio 0-0, però sono curioso di vedere in casa quanta fame mostrerà questa squadra, ecco. Sì, no, assolutamente, anche perché è quello fondamentalmente che va visto, specie comunque dopo l'ultima in casa in cui non si è visto, diciamo, tantissimo di questo, perché si è visto una Torres fondamentalmente un po' arrendevole e tutto quanto. Se sei d'accordo, andrei a sentire Sì, no, tra le l'altro ti parole volevo del dire, mister. no, volevo giusto mettere in sovrappressione il commento di Mauro, perché comunque è giusto quello che dice, ovvero che la Torres meritava la vittoria domenica scorsa, detto che comunque pazienza rimane questa osservazione. Come mister sono abbastanza d'accordo, magari più nel mood anche dell'ambiente, non per forza nella dirigenza, perché poi di fatto inizia un periodo, no? Adesso con la gara in casa, poi ci sarà il Guidonia, poi ci sarà la Coppa Italia, insomma una serie di gare ravvicinate che porteranno alla fine di questo ottobre e l'inizio poi di novembre, che se non sbaglio inizia col Carpi in casa, quindi abbastanza un tour de force. Tra l'altro ho detto che ti ribalto la situazione, poi ci arriveremo nelle prossime settimane, una Coppa che, vista come si è messa la stagione a Torres, potrebbe anche essere uno sfogo, no? per questa formazione, ma prima di dire pazienza volevo fare la chiusa praticamente del tuo commento, ovvero è vero che arrivi dallo 0-0 di fiducia contro la Vispesaro, ma è anche vero che in casa arrivi da 2 sconfitte di fila, non segni da 3 partite e mezzo, perché la Torres non segna dal gol di Musso Esatto. a Juventus Next Gen, parliamo ormai di 3 settimane e mezzo fa, e la speranza è di vedere un'altra Torres, anche nell'approccio ti dirò, perché spesso non ha fatto tutti i 90 minuti, spesso ne ha giocati 45, spesso ne ha giocati 30, spesso, come è successo anche nell'ultimo turno in casa, è partita ad handicap in qualche modo, prendendo subito gol, insomma tante risposte arriveranno secondo me domani dalla gara di Forlì. Vediamo un po' come l'ha presentata questa sfida al Forlì, appunto, pazienza. È un punto che ci deve dare quell'energia per andare a ricostruire quella prestazione che è stata fatta su un campo difficile come quello della Vispesaro contro un avversario che, come avevamo già detto, aveva sulla carta dei valori molto simili ai nostri e quella prestazione ci deve dare la consapevolezza che la strada che stiamo percorrendo, che abbiamo intrapreso, è sì quella giusta, ma che va coltivata, va nutrita, va rinforzata, perché poi alla fine è un dato di fatto che abbiamo portato via un solo punto, nonostante le numerose occasioni create, ma alla fine si è portato via un solo punto e questo è un dato di fatto e noi ne dobbiamo tenere conto, perché nel calcio conta questo purtroppo. E quindi dobbiamo prendere da ciò che abbiamo vissuto nell'ultima gara come una fonte di energia per andare a costruire quella che sarà poi la gara di domani. Allora, partendo da quelli che sono i giocatori che non sono venuti nell'ultima trasferta, e parliamo di Mastinu e Giorico, sono 2 giocatori che in settimana, così come vi avevo accennato anche in quella precedente, speravo e contavo di poterli farli allenare, anche se questa è stata una settimana abbastanza corta, più volte e con più continuità con la squadra, con il gruppo. Sia Mastino che Giorico in questa settimana, in questi pochi giorni, sono riusciti ad avere continuità di allenamenti e quindi sono riusciti a rientrare a fare dei lavori con il gruppo squadra, per cui sicuramente domani faranno parte della gara. Non so in che termini e in che minutaggio e in che situazioni potrebbero essere utilizzate, perché chiaramente vengono da Mastino un po' di più
Giorico un po' meno, ma di situazioni un po' complicate per cui bisogna fare delle valutazioni importanti. No, non hanno influenzato il lavoro e non sono due situazioni diverse. Io le valuto due situazioni molto positive, uno non aver preso gol e l'altro l'aver creato. Il mio punto di vista, la mia interpretazione non è gli errori sotto porta, ma l'essere arrivati sotto porta insistentemente più volte, ed è questo quello che mi interessa. L'errore fa parte del calcio, fa parte della partita, del gioco, e io, come dico sempre a loro, ci dobbiamo arrivare più volte. Nel momento in cui non ci arriviamo è chiaro che ci togliamo la possibilità di fare qualcosa di buono. Quindi le valuto entrambe le situazioni in maniera positiva. Questo però è chiaro che ci lega a quanto lei ha detto del bicchiere mezzo vuoto, riferendoci al risultato, all'aver preso un solo punto, per cui non ci deve far sentire nella maniera più assoluta pagati di quanto fatto, ma deve essere solo una fonte di energia per andare a costruire una partita domani che ci deve portare a riprendere quei punti che questi ragazzi meritano. È un punto. Ecco, queste le parole di Michele Pazienza. Tra l'altro, Andre, che poi andremo anche un po' a snocciolare, perché, spoiler, alcuni dei temi della Peri Torres nascono anche ovviamente dalle parole del mister. Facciamo un rapido giro di commenti. Salutiamo gli amici del Sassarese Medio che dicono: domenica bisogna vincere, pochi fronzoli. È vero che ovviamente domenica sarebbe domani, ma il Sassarese Medio ovviamente purtroppo gli amici del Sassarese Medio con le buche di Sassari ogni tanto poi sbagliano, glielo perdoniamo. È vero che domenica scorsa abbiamo dato un segnale, ma serve un filotto di vittorie. Comunque più partite vincenti per tirare la ruota. La stagione è ancora lunga, ma tutti sanno che a pagare il prezzo è sempre il mister. Quindi un po' questa graticola su Pazienza resta. Poi provocazione di Gianluca, a cui rispondiamo subito, dice: ma se fosse meglio entrare coi playoff, dai primi turni dei playoff? Innanzitutto, secondo me la Rovatore al momento è molto lontana dai playoff, quindi Gianlu, speriamo, noi ovviamente vorremmo che la stagione Torres continuasse il più a lungo possibile per raccontare un qualcosa di diverso da quello che sono stati questi primi mesi, però al momento secondo me facciamo un passo alla volta quest'anno per come si è messa, poi ci pensiamo in caso all'ingresso ai playoff. Dispiace tanto perché secondo me è uno dei gironi più scarsi degli ultimi forse 10 anni di Serie C, ma questa è una mia considerazione personale. Ovviamente Traccadda dice: diciamo che una bella vittoria non sarebbe male. Andre, direi di iniziare con il primo dei tre temi soliti. Nel frattempo vediamo anche un po' la classifica di questo girone, ma il primo tema di questa giornata, ovvero cosa resta di Pesaro. E ti giro subito la domanda: resta di più l'occasione sbagliata o la prestazione che sa di ripartenza, secondo te? Pesa un po' entrambe. Pesaro, potevi rispondermi Resta il Pesaro. No. Io mi aspettavo, da te posso dire che mi aspettavo questa risposta e saremmo andati direttamente al secondo Esatto. tema, io non avrei detto però però lo sai che sono un po' più composto e contenuto in diretta. Comunque, a stai parte diventando maturo. Esatto, assolutamente. Resta un po' entrambe, perché comunque c'è del positivo che la Torres in avanti ha creato di più rispetto a quanto visto contro la San Benedettese, è arrivata più volte in area, ha tirato, certo, ha sprecato le occasioni, e questo è assolutamente vero, però comunque allo stesso tempo si è visto un passo in avanti. Però allo stesso tempo il fatto di non riuscire a vincere anche quando lo meriti, chiaro che comunque è sempre un piccolo problema. Poi non so tu cosa ne pensi sotto questo aspetto, infatti chiedo anche a te cosa resta da Pesaro. Resta un punto, che è già tanto dopo che perdi Sì. fisso, dopo diverse settimane, cioè, te lo tieni e te lo porti a casa. Perché io, a differenza di Pazienza, come voi chi ci segue da anni ben sa, sono molto più venale, proprio guardo al soldo, guardo alle cose pratiche, e quindi il pragmatismo è un po' quello che è mancato a questa squadra. Io spero che, infatti, come diceva anche Traccadda, partite sporche, e io spero che domani la Torres vinca in maniera sporca, anche perché non mi aspetto
che la Torres riesca a dominare ancora, perché non ha la fiducia per dominare. Sulla carta la Torres è più forte del Forlì, c'è poco da girarci intorno. Sì. Il Forlì ha una squadra di giocatori, se vogliamo anche, non dico sconosciuti, perché alcuni sono forti, però molto medi per la categoria, alcuni vengono dall'entusiasmo dell'anno scorso della vittoria in D, quindi sai, c'è tutto per batterli, però la testa conta a volte più della qualità nei piedi, e la Torres in questo momento deve ritrovarla la testa giusta per poi prendere a correre e togliersi il prima possibile dalle sabbie mobili della zona play-out, e non sarà facile. Quindi resta, secondo me, deve restare la fame di non essere riusciti a ripartire già da Pesaro, e quindi bisogna ripartire in casa contro il Forlì. Cioè, senza fare giri di parole sul prestazione, no, devi essere incazzato nero, scusando il termine, perché non hai preso quei 3 punti che ti mancano dalla giornata 1, e domani contro il Forlì li devi fare, punto e basta. Secondo me non c'è discorso, anche per questa Torres a giocare bene e basta non ci riesce, perché il calcio è talmente infame che anche a Pesaro poteva perdere senza i miracoli di Zaccagno al primo tempo, magari andava sotto e non avrebbe mai recuperato, o magari sì, sarebbe stata la reazione, chi lo sa, però il calcio è davvero un gioco abbastanza infame, e quindi la Torres deve ritrovare innanzitutto certezza in se stessa, poi si vedrà. Come dice Sassarese Medio, 3 punti pure con l'autogol loro vanno più che bene. Tra l'altro, ma i ragazzi del Sassarese Medio dovrebbero già essere così concentrati sulla Dinamo Women, invece sono qua a fare l'aperitivo sulla Torres. Bisogna, poi Mario, quando lo vedrò dal vivo, gli ricorderò le priorità, diciamo, all'amico Mario Tangiano. Andiamo al secondo tema, caro il mio Andrea Olmeo, perché forse è un pochino più una questione positiva, no? Il ritorno di Mastino e Giorico, anche di Zambataro in forma, perché non era stato al meglio nelle ultime settimane, anche se poi Zambataro non l'abbiamo di fatto mai visto. Daranno qualcosa di tanto. Io credo che, ti chiedo se sei d'accordo, con Mastino non so, perché Pazienza ha detto non so quanto giocherà domani, quanto potrà giocare dall'inizio della gara in corso, però con la Torres, con Mastino, scusami, si vedrà un'altra Torres che ancora non abbiamo visto. Assolutamente, anche già solo il fatto di averlo, che sia presente, che sai che comunque può entrare, comunque è il tuo capitano dentro proprio il campo, perché sicuramente Mastino sarà stato vicino alla squadra, anche spesso quando siamo andati a fare le conferenze che erano prima dell'allenamento era lì presente, sempre vicino alla squadra. Ecco, però averlo, magari partirà dalla panchina, probabilmente, come è possibile che sia, magari a gara in corso, salvo miracoli, in questo senso già averlo ti dà tanta forza, anche perché se si pensa a come è andata la gara con la Vispesaro, che comunque c'è un passo positivo, ti dà la sensazione che il vento stia girando un attimino, stia iniziando a girare un attimino a tuo favore, rientra Mastino, ritorna Giorico, inizia a intravedersi anche Zambataro. In questo senso qua la fiducia è chiaro che hai più fiducia. Poi anche avere Mastino 20 minuti a fine partita, assolutamente è oro che cola, specie perché comunque la Torres fatica nell'andare in verticale, fatica nel trovare quella linea magari buona e brillante, e in questo senso Mastino è un giocatore che ti trova soluzioni che altri non vedono. E magari aiuta anche sulle punizioni, come ha ricordato oggi Giampiero, il collega Giampiero Marras, visto che la Torres secondo Giampiero ha battuto troppe poche punizioni, magari il ritorno di Mastino potrebbe essere un aiuto in più anche sui piazzati, che sicuramente sono un dettaglio, anche perché ricordiamo la Torres ha fatto fin qui 5 gol, 3 li ha fatti Musso, quindi c'è un problema proprio a livello di trovare i gol giusti. E infatti, siccome Andrea è polemico, ha scelto il terzo tema con una vena polemica. No, non è vero, l'ho scelto io, però mi piace che sia tu a prenderti tutte le colpe, in caso pazienza, dirò che l'hai scelto tu. Ma è davvero meglio creare che segnare? Cioè, chiudiamo la trasmissione con questo tema che lo ha diciamo snocciolato il mister, no? In conferenza ha detto: io preferisco arrivarci tante volte davanti alla porta, anche se poi sbagliamo, gli errori fanno parte del gioco, che è verissimo. Ovviamente uno dei problemi se li mette se la squadra, come è successo fino a prima di Pesaro, che la Torres creasse pochissimo e non capitalizzasse. A Pesaro è successo che la Torres ha creato tanto e comunque non ha capitalizzato, e ha lasciato Musso di fatto per gran parte della partita in panchina. Domanda che ti faccio è sempre vero secondo te? Perché ti dico la mia. Secondo me la Torres vive una stagione di vorrei ma ancora non posso, in cui l'estetica non può battere la praticità, perché comunque per rinnovare il progetto
bisogna essere pratici, solidi e trovare delle certezze. Ma mi spiego meglio: se tu prendi dei giovani e li devi far crescere, farli crescere se già la squadra non ha delle certezze, per me è molto più complicato, ci vuole più tempo. Se tu hai già delle certezze è più facile far crescere i giocatori. Se prendi dei giocatori da fuori che magari da tempo non giocavano o che non conoscono l'allenatore, non conoscono Sassari, non conoscono i meccanismi dei giocatori che già c'erano, inserirli in una squadra che va a memoria è molto più facile che inserire in una squadra che ancora cerca la sua identità. Chiaro che avendo cambiato il mister, avendo cambiato tanto, non ti puoi aspettare di averla da subito l'identità, però a metà ottobre, secondo me, se non l'hai ancora trovata, meglio metto i primi paletti e inizio a costruire che rimanere un po' sull'ottica del lungo termine, perché secondo me questa è una squadra che a lungo termine non può guardare, ma questa è la mia idea. No, assolutamente d'accordo, anche perché come hai detto tu, ottobre, siamo a metà ottobre, è il tempo, diciamo, degli alibi relativi al fatto che si sia creato un nuovo progetto, che la squadra sia nuova e tutto, diciamo, che inizia a reggere poco, perché comunque domani ci sarà il 10° turno di campionato, hai già giocato in Coppa Italia, quindi da questo punto di vista hai avuto modo di gettare, ecco, le basi, di far conoscere la squadra, di creare l'amalgama. In questo senso, quindi serve anche basta, ecco, questo te lo dico molto chiaramente. Ritornando alla domanda del tema, ma è davvero meglio creare che segnare? Ti dico, forse a Pesaro poteva bastare creare, però anche magari non segnare, ma ti spiego solo il perché contro la San Torres non ha creato, e quindi di conseguenza, o meglio, era già un passo avanti, ha creato nel finale quando era un tutti all'arrembaggio, con tutti quanti dentro, con quasi tutti gli attaccanti escluso Foyce dentro, per provare a risollevare la china, però senza mai realmente andare a impensierire il portiere ospite. Ecco, in questo senso va bene a Pesaro, però domani serve segnare, perché come dice Pazienza, i risultati contano, e quindi di questo senso, se tu non segni, il risultato migliore che puoi portare è un punto a casa. Quindi sì, assolutamente. Anche perché per dare credibilità a tutto il progetto di quest'anno serve trovare i punti, perché è inutile girarci intorno. Se non riesci a dare un minimo di slancio alla classifica, poi darsi del tempo e darsi credibilità dentro lo spogliatoio, dentro la piazza, dentro la società, è complicato, quindi c'è poco da fare. Cosa ha detto? Anche perché Pazienza 2 settimane fa ha detto che in C si creano al massimo 2 occasioni a partita. Direi meglio segnare nell'unica mezza occasione, perché Pazienza, Gianluca, secondo me, se fa un passaggio dalle parti di Roma, si mangia una carbonara con Claudio Ranieri, torna a Sasse, quando c'è la prossima pausa, che l'altro si riesce, oppure quando vanno ad Arezzo a giocare per la Coppa Italia, allungano, fa un passaggio da Claudio Ranieri, prende un po' di ranierismo, e secondo me è un allenatore più che pronto per questa categoria, perché è schietto, sa parlare e quant'altro. In chiusura, Andre, prima di chiederti il pronostico, anche se mi sa che lo devo fare io, non me lo tocca a ricordo. te. Io ho azzeccato il pareggio, ma non il risultato. E allora leggimi sto prossimo turno, poi mi gioco il pronostico, che sbaglierò, ovviamente. Ovviamente si parte con Torres Forlì, poi ci sarà un interessante Livorno San Benedettese, Gubbio Guidonia, Pianese Bra, Campobasso Ternana, Ravenna Arezzo, che secondo me è il match Tanta roba, di cartello. sì, prima e seconda, certo. Assolutamente. Poi ci sarà Rimini Juventus Next Gen, Pineto Perugia, Carpi Ascoli e Pontedera Vispesaro. Diciamo un turno interessante, che se fai 3 punti sono ottimi, guardando anche un po' gli scontri che ci sono. Sì, detto che se fai 3 punti sono sempre ottimi, visto il momento sì. sta affrontando la squadra, però ci sta. Michele dice: Musso deve giocare in coppia con Diachite se vogliamo risalire. Mi trovo anche abbastanza d'accordo, cioè io lo proverei il doppio centravanti, non so se dall'inizio, magari a gara in corso domani, però secondo me, vista la difficoltà che c'è nel riempire soprattutto l'area, perché la Torres ha creato tanto a Pesaro, ma ha creato tanto in ripartenza, ha creato tanto con gli strappi di Sala, di Stefano, però poi arrivava là, Diachite non c'era mai in aria, quindi Di Stefano o doveva tirare o doveva centrarsi e tirare, cioè non c'era mai il giocatore d'appoggio. 2, visto che non gli ha fai a segnare, potrebbe anche essere una mossa intelligente quella di Michele. E ovviamente Giorgio Pivot dobbiamo salutarlo, non posso chiudere questa aperitoria senza salutare il maestro. Domani ci vuole la marcatura moderna, elastica, con il controllo visivo attivo, e la Torres batte il Forlì. Amen. Potremmo mandare la sigla adesso. Purtroppo nessuno nel calcio sardo ascolta Pivotti. Io ho una vita
che prova a spingere le idee filosofiche più che tattiche del Giorgione nazionale, che io volevo prima di Gattuso, anzi spero che Gattuso lo chiami in ottica playoff per andare al mondiale. Vediamo se domani Pazienza ascolta il pivottone nostro. Detto questo, pronostico 2-1. La Torres domani vince 2-1. Così. Gioco questa cosa, sì, no. Domani voglio partire fiducioso, poi dopo i primi 5 minuti perderò questa fiducia, ma lasciatemi cantare 2-1 per la Torres, fiducia in questa squadra, dai. Anche per raccontarci un po' un ottobre diverso, c'ho voglia di raccontare una Torres diversa, questo anche clima mogio, Mesto era forte il giocatore, il clima non assolutamente. Quindi basta così, speriamo bene, sei d'accordo? Ci credi? Sì, ci credo, anche perché secondo me arriverà la vittoria, ma proprio mi prima o sbilancio poi, dice la legge dei grandi numeri. Esatto, cioè non si può sempre perdere. Speriamo anche per vivere un attimino una settimana un po' più gioiosa e tranquilla, ecco, in questo senso. Assolutamente, anche perché per lo sport sassarese è un momento un po' così, tra la Torres che non sta andando bene, la Dinamo maschile, un po' così, detto che Paolone Citrini, speriamo che anche oggi in Francia ci regali qualcosa di positivo, sta tenendo alta la bandiera con le sue women. Va bene, caro il mio Andre, siamo a più o meno 26 minuti, ma di sigla ce n'è 20 minuti, quindi a 5 minuti di diretta. Più 4 ore di pazienza di conferenza. Bravo, esatto. Esatto, ci andiamo un pelino più lunghi per quello, ma 19:58, orario di chiudere l'aperitivo per andare a cena, quindi ci vediamo domani sera al Vannissan. Grazie per essere stato con me. Grazie a te, Robby, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi ricordo, live su 131 di Torres Forlì, pagelle, conferenza stampa, insomma, solito menù del venerdì sera. State con noi che ci divertiamo. Buona serata, a domani, ciao ragazzi. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.